Buongiorno a tutte e a tutti. Parliamo della fusione dei ghiacciai e mi trovo a questo proposito a ridosso della Marmolada. La potete vedere. Pensate che la Marmolada negli ultimi 100 anni ha perso quasi il 90% del suo volume glaciologico. È una cifra veramente spaventosa, cioè la quasi totalità del suo bacino e del suo volume di neve e di ghiaccio è andato perduto in soltanto un secolo. E gli scienziati, i climatologi e i nivologi ci dicono che purtroppo entro 15 anni è a rischio sparizione. Quindi la Marmolada e il suo nevaio diventeranno una montagna come le altre. Qual è il problema della fusione dei ghiacciai? Non è un problema soltanto che colpisce questa questione, ma sono moltissimi, molteplici. Primo di tutti, devo dire che la Marmolada con il suo ghiacciaio ha rappresentato per secoli non soltanto l'identità del popolo ladino, veneto e trentino, ma è stata appunto per moltissimo tempo un simbolo identitario. Al di là di questo, però, stiamo perdendo davvero acqua. L'acqua sarà una risorsa importantissima nei tempi futuri e questo scioglimento, questa fusione del ghiacciaio farà sì che ci sarà sempre meno acqua disponibile, complici appunto le temperature sempre più alte e complici uno sfruttamento intensivo di questa risorsa preziosa che oggi è assolutamente anacronistico. Mi riferisco alle piste da sci, agli innevamenti artificiali e a un turismo di massa che non ha più senso di esistere. Stiamo perdendo una cosa preziosa e perdendola ci possono essere anche altri danni che causa questo crollo e questa fusione. Detriti, frane, alluvioni, perché già sta accadendo che pezzi di parete e di ghiacciaio piombino a valle sulle comunità sottostanti e con il rischio di far esondare dighe, torrenti e bacini idrografici. Quindi io dico la Marmolada, anziché vederla semplicemente come una montagna naif, dobbiamo veramente eleggerla a simbolo per la lotta ai cambiamenti climatici e la politica, anziché litigare sui confini tra Veneto e Trentino, dovrebbe mettersi l'animo in pace e capire che è una questione troppo importante che riguarda le generazioni future. Non è una questione di confini quella su cui la politica dovrebbe misurarsi e quindi d'escape, no. È in ballo il futuro della nostra esistenza e della biodiversità su questa terra che tanto amiamo.